Non posso annunciare nei termini della delibera, però parlerà ovviamente di medici e cercherà di dare una risposta in un momento tragico per il Paese, perché mancano 1300 medici in Veneto e 56.000 in Italia, e cercheremo di forzare un po' il fronte con una delibera che parlerà di nuove assunzioni. Sui dettagli della delibera il governatore Zaia non si sbilancia, ma quel che è chiaro è che la Regione ha intenzione di affrontare in maniera decisa e risoluta il principale problema della sanità pubblica, la carenza dei medici. Il presidente della Regione Veneto ha affrontato la questione durante l'inaugurazione del nuovo reparto dedicato alle incontinenze all'ospedale di Treviso. La difficoltà è reale, nel senso che la richiesta di cure è sempre più di qualità, è sempre più in aumento. Dall'altro i medici fanno un lavoro eccezionale, però è pur vero che a livello nazionale, se avessimo la possibilità di avere più medici, riusciremo a dare anche più risposte. Ricordo però che l'organico di medici degli ospedali del Veneto, dei nostri 68 ospedali, non è diminuito su 11.000 unità, è diminuito di 250 unità in questi anni. Nuove assunzioni dunque annuncia Zaia, sollevando l'altro grande problema legato alla retribuzione dei medici del sistema pubblico, molti dei quali migrano al privato che paga di più. Questo è l'altro grande problema, nel senso che il privato ha possibilità negoziali che il pubblico non ha. Voglio anche ricordare che non è che il medico viene pagato quella cifra perché Zaia vuole quella cifra, c'è un contratto nazionale da rispettare, magari potessimo, se ci dessero l'autonomia potremmo anche farci contratti impropri. Nel frattempo a Treviso, per fronteggiare nell'immediato la carenza di personale che avrebbe messo in crisi durante l'estate diversi reparti, la Regione ha stanziato un extra budget di 1.500.000 euro per la libera professione d'azienda. La Regione Veneto ci ha autorizzato a splafonare rispetto al tetto nazionale. Quindi vuol dire che noi possiamo utilizzare più libera professione per i nostri, quindi farli fare più ore ma a pagamento. Per cui noi, i nostri che fanno più ore, gli diamo ovviamente un quid economico per fare più ore. Una cinquantina i medici che dovrebbero aderire alla richiesta. Per andare a pieno regime ne servirebbero quasi il doppio, sottolinea il direttore generale, ricordando che nell'ULSS 2 mancano 36 camici bianchi in specialità fondamentali come ginecologia, anestesia, pediatria e ortopedia.